il sentimento che ho provato in queste 3 ore, lunghe 3 ore, è quello di una certa serenità, vedere le persone, anche perché appunto vedevo persone che da tanto tempo non incontravo, ho visto persone nuove che sembravano contente di esserci, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Io arrivo per imparare, davvero, perché non ho mai fatto il vescovo prima e so che ci sono tante persone con cui potrò imparare, preti, laici, religiosi, con cui devo un po' prendere il ritmo. Pensate di prendere un po' il ritmo, un ritmo che c'è già, un ritmo che continuerà, vediamo come, ma in questo momento non ho né programmi pastorali né tanti discorsi da fare oltre a quelli che ho fatto, che credo siano i più importanti, perché per un vescovo la cosa, come dicevo, è annunciare che Gesù è una buona notizia per tutti e lo spero che lo sia anche nelle cose più semplici della vita, sapere che non siamo soli in questo. Chi era collegato in video, chi non ha potuto venire, soprattutto ecco, vorrei un saluto a chi realmente non voleva e non poteva venire per motivi anche di salute, di malattia o di altri impedimenti. Come Chiesa di Vittorio Veneto sentiamo che questa è una presenza importante e io so che c'è attenzione da parte della comunità ecclesiale anche per situazioni di fatiche, di accoglienza di giovani donne che hanno figli, di persone anziane, quindi persone che si trovano in situazioni di marginalità. So che c'è questo, io dovrò imparare un po' alla volta anche qual è lo stile, ma ecco, la vicinanza c'è, la vicinanza, il desiderio della vicinanza, poi come si tradurrà nel concreto, aspettate un po' Ecco, lei ha detto cerco il Vangelo negli occhi delle persone che incontrerò. Sì, negli occhi, nelle mani, nel cuore, nell'incontro. Ogni persona è una buona notizia. Poi, come dicevo, anche a volte in noi questa notizia buona è un po' coperta da fatiche, a volte anche da scelte sbagliate, ma andando appunto agli occhi, al cuore, alle mani si può trovare il bene che il Signore pone su tutti. Siamo Suoi creature, siamo Suoi figli amati da Lui e questo dovrebbe aiutarci anche a guardare a ogni altra persona sapendo, come ha detto anche il Patriarca, che è amata da Dio. Non è poco questo.